L'ammazzavo 3 volte. Urissimo e ufficimo, arripigliavo Nino. Stamattina ne uncemmo tutta casina all'aria e partemmo. C'erano femmine, caruse, erano chiossari chiddi che ammazzare a Cristo. Aveva assai che dicevamo che avevamo a girare a Mascidino, ma come si dice, parte manca per mia, parte manca per tia, passa lo tempo e non amamo mai. Ancora ne aveva venuto, ne aveva potuto venire a fine riirci. A sera avanti, che eravamo tutti in lasciata marcia, incontrammo a Tano e sapendo come fu, cariò al discorso. Quando Tano vitte che cosa pigliavo per, ne disse: Romani cimo, cucce c'è. Romani mattina alle 7 ne uncimo a casina all'aria e partimo. L'onnomane mattino, alle 7 precise, cu acchianava recca, cu sciniere da, cu veniva rupalo, cu calava la nevera, mascoli, femmine, caruse, eravamo una verra. Quando riconoscemmo che c'erano tutti, ne infilemmo a rire nelle macchine e partemmo. A Brivolatura reane ne fermemmo per vivere, stettimo un momentuzzo e continuemmo. La strada per Mascidino, che voi sapete, è lunga e gli è pure tinta, ma si hanno che eravamo in galleria, che cantava, correria, che buffoneava, manco ne parse. Verso l'8:30, a così, eravamo o passi di Mascidino. Quando arrivemmo propriamente o passo di Mascidino, che dopo c'è lo zaino con filo spinato, mettemmo in macchina e banna, ne pigliemmo scippataccia e partemmo per montata. Un tiento era che secondo noi avevamo a trovare i fungi, ma fungi non ce n'erano, perché il terreno era secco. Come dire, dato che c'erano, ne spappagliemmo a due scusco, ne pigliemmo da tempo a capo avanti e a racia. Quando arrivemmo a Fontana l'acqua fredda ne fermemmo quanto una decina di minuti e ne mangiemmo che femmine avevano portato viscotta fatti ride. Vippimo e ne ripigliemmo un'arrancata prima di pigliare la montata fino a che arrivemmo a Portella Girasa. Dopo a Portella Girasa c'è l'auto passo con filo spinato e ci passa trazzera che va per Capizze. Quando arrivemmo dopo propriamente a Portella Girasa, ne assettemmo, ne scemmo tutte le cose che avevamo portato, mancemmo, ne abbentemmo amme. Dopo una bella arrancata che gli eravamo due con ne rissa a testa a scapolare da via, che secondo noi da via il terreno era più fresco e poteva essere che trovavamo i fungi. Quando scapolemmo da via, rufilo spenato, mano a mano che scendevamo sentivamo una barbaciata e sentivamo pure per la tua mole, ricavate, si sentivano pensoso, pignoso, da via. Ce n'erano auto che scendevano la serra e gli erano tutti sparpagliati a due scosco. Quando prima gli caro erano noi, s'avvicinarono, ne salutarono e ne scommattirono. C'era uno a cavallo renaimente a Merrina con la campana, Naudo con una mula a baia e Audo con a cavallo, con a pere, c'erano pure femmine. La tu vista uno, ne spiavo quello che gli era a cavallo renaimente. Noi con Mascidino non è facile che si incontrano cristiane, specialmente in stagione. Come ora fatto noi non avevamo visto a nudo. Basta che si salutarono e continuarono a scendere per Pennina. Mentre che scendevano e si allontanavano, già ridere dicevano: stiamo perdendo il nostro tempo. Chissà come vi dico io. Naturalmente sentivamo che c'erano auto, due scovosci che si chiamavano l'uno con l'auto. Basta, finio, che di se ne ero. Noi da Raceraso ne tornemmo per le macchine. L'anno mane leggemmo nel giornale che dice che a Capizze avevano ammazzata uno. Il giornale spiegava qualemente che c'era uno
che aveva tornato da Germania, che se ne aveva avuto in campagna con Luciano suo, che dopo Luciano aveva tornato al paese dicendo che suo nipote non l'aveva visto. Ma però il giornale non spiegava propriamente ciò che aveva succeduto. E manco io e a più tempo di venire a conoscenza di come ero fatto, perché l'undomani io partì e insomma finio. Dopo non pinteranno, che tu voglio dire, che 7, 8 anni, assieme con altri due amici miei, io tornai a ridere in Osco in Mascedino e gli eravamo propriamente nello stesso posto ritanno, cioè o passo la portetta a girare assettata che ne stavamo a 20 anni. A tutta una volta avevamo spuntare a uno che scendeva in una sera e arrivavo propriamente un ermo noi. Era un carrozzaccio con 24-25 anni, con scarpuna, la coppola, il robe rivelluto marrone, ma era malabbersato, sicco come una stella. L'ho visto uno con una mula caricata ai pale, ne spiavo. O solito Simo, pensai io. Se ne ha parlata però capii subito che era capizzuto. Tu che si ricapisci, ci spiai. Sì, ricapisci sogno, perché? Allora può darsi cos'hai come fu il fatto, rilaudautatza, quando noi incontriamo hanno pinto di capizzuti che cercavano a uno, a scuosco, che magari ne parlare il giornale, manco se l'avessi ammetato a pasta e carne. Chi lo si aiutava in noi, si metteva a pere fermo, si pinciava a pampera la coppola e cominciava a contare. Come fu? Fu che l'ammazzavo 3 volte. Che buono ci rissi io, e nessuno mentre l'amici miei sbruffare a ridere. Ma che fu? So zio, ci spiai io. Sì, fui propriamente so zio, e ora vi conto fatto come fu. Si metteva a pere fermo, si aggiustava la coppola, e sa la testa e cominciava. Ide, zio e nipote, erano già attichettate per fare roba, per fare l'immeta. Un nipote però aveva partito per la Germania. Aveva una pararanne che gli era in Germania con sua moglie e sue figlie. Saota che sto nipote tornava, l'amici e i parenti si ci mettevano pomienzo a fare pace, che sono queste cose. Insomma, e zio e nipote fecero pace. E l'undomani mattino zio e nipote se nero tutte e due assieme in campagna, che avevano i terreni all'impeto. Quando arrivarono in campagna, come fu e come non fu, s'atticchettaro a ridere e o zio ammazzava nipote. Mizzica, disse io. Sì, l'ammazzavo 3 volte. Che può essere mai che l'ammazzavo 3 volte, ci disse io. L'ammazzavo e basta. Nasce mentre erano amici miei che gli erano con me si sbordivano a ridere. Non si, l'ammazzavo 3 volte. E ora vi conto com'è che l'ammazzavo 3 volte. Quando s'atticchettaro e arrivare l'orde, sto zio sfilò il cittone nella vardella della mula e l'ammazzava. E gliene volta. Dopo che l'ammazzavo, si hanno che si scantava che da a chi lo la trovavano, che fece? O caricava un capo a mula, ci passava i capi alla vardella e addizzavo per montato. Quando arrivavo propriamente in Noschino, che dopo c'è una lista, si bordio i capi, ci rette un mottone e la rozzolava a testa pennino nella lista. E su dote. Misce che tina io. Quando ho morto catazzumolao e scattiao da sotto, cario a testa sotto per l'aria benzone a sciara.
Cario in mezzo a una sciara, ma però i ammi ci arrestarono fuori e Severino. Allora io che fece? Scenio da sotto e con pospero cerette fuoco a sciara e pure io. E sociabote. E come soprassuero i carabonieri che aveva stato lo zio? Ci addomannai. Ora vi conto come fecero a ripigliare. Dopo che cerette fuoco a dasciara, o zio si pigliava la mula e se ne tornava per capizze, fresco come una neve. E Nino non è ci spiare i parenti. E non ne sa niente, Nino. Quando arriviamo da, io sono per fatti suoi e me per fatti miei. I carabonieri però, soprassuariero che c'era macero. Uomo dice, partire assieme e io tornavo solo. Pietro e nipote non tornavano, che i parenti si baciavano. In primo tempo lo era a cercare, dopo però attaccare lo zio, sopportare la caserma e... Ma lo zio non cantava. Nasce mentre gli amici, i parenti e tante altri si sparpagliarono alle campagne. Eppure usco che cercavano nipote. O potevano trovare a Chido che era morto di trebote, abbruciato in mezzo a una sciara. Basta, quando i carabonieri videro che Chido non cantava, ah no, dissero, allora ti facciamo cantare noi. E ci rettero a Salamoria. A Salamoria ci dissi. Sì, ci rettero propriamente a Salamoria. Comuto. Uno tenia ferma Ido. Uno ci infilava muto in canarozza e l'altro ci abboccava a Salamoria con bucale. Ufficero un chiaro come un buffo. E da così cantavo. E fu come vi dico io, che l'ammazzavo tre botte.